Semalam I call you, you tak answer. You kata you keluar pergi dinner. You kata you keluar dengan kawan you. But when I called Tommy, he said it wasn't true. Jacopo Cullin, attore poliedrico, reduce dal successo dell'uomo che comprò la luna. Ciao Jacopo, benvenuto. Raccontaci qualcosa di Gavino Zocchetto. Andiamo avanti? Vai. Non rubarmi il mestiere, scusa. No. Di Gavino Zocchetto? Beh, Gavino Zocchetto siamo un po' tutti noi, un po' tutti i sardi che fanno questo, appunto, questo viaggio che inizialmente parte dal rinnegare in qualche modo le proprie origini per poi insomma fare un viaggio molto lungo e ritrovarle nei valori più, insomma, più assoluti, quelli più positivi che sono, noi insomma li chiamiamo i valori sardi, i valori della Sardegna, però in realtà sono i valori di ogni essere umano. Insomma. Senti, ti sto guardando un po' strano perché vedo che i tuoi capelli godono di salute, ma li hai ossigenati nel film? Come li hai recuperati dopo l'ossigenazione? Allora, era una parrucca, sì, era una parrucca di Rocchetti che è una, insomma, Fantastico, cioè sembravano capelli veri. mamma non è contenta di questo, però insomma l'abbiamo fatto, per lavoro si fa questo. Dai, parliamo di cose serie. Con Paolo Zucca avevi già lavorato, con L'arbitro, che è un film che ha avuto un successo mondiale, quindi c'è un feeling tra te e questo regista? Lavorativamente parlando sì, siamo ci troviamo. Se vuoi fare coming out. Non lo so, m'hai detto così. Anche con Benito Urgu tra l'altro, quindi insomma è una roba, facciamo la roba a 3, noi facciamo i film tutti insieme. Il secondo è andato bene, insomma vediamo come va il terzo. Ascolta, ma per L'arbitro hai girato davvero tutto il mondo. Com'è stato? Sei stato poi anche in Argentina, so che è stato un viaggio quasi del cuore per te. Ritorna stasera all'Argentina, eh? Sì, beh, l'Argentina con Mazzuzzi che era un oriundo. In realtà paradossalmente, abbiamo girato di più addirittura con questo, perché con L'uomo che comprò la luna siamo partiti dalla Sud Corea e abbiamo fatto tutto il mondo, passando per Praga, la Spagna, Argentina, Messico. Devo dire il Sud America almeno per me, perché anche L'uomo che comprò la luna è stato girato in parte proprio a Buenos Aires, quindi ci siamo legati particolarmente. Tra le cose più difficili probabilmente per un attore c'è proprio quello di far ridere. Quando è che tu hai capito che ci riuscivi e che ci riuscivi bene? No, non l'ho capito. La gente ride, ma non lo vedi, non lo so, non credo che sia una cosa che si può studiare o imparare, quindi, ho la fortuna insomma, di riuscire a far scattare la risata Ad esempio quando eri a scuola, mi chiedo, no, quando eri a scuola, alle scuole elementari, facevi ridere oppure no, eri di quei bambini serissimi, ragazzini serissimi? No, a casa ero serio, però facevo le imitazioni dei professori, del preside, sì, ma un po' mi divertivo. Mi ricordo avevo 6 anni e mia zia stava partorendo e siamo andati in ospedale e c'era un pover'uomo che zoppicava e io a 6 anni mi son messo dietro, insomma facendo ridere un po' tutta la corsia e da lì forse è iniziata la mia voglia di imitare gli esseri umani in generale. In TV i primi passi li hai mossi su Videolin, questo ovviamente ci fa piacere perché l'emittente della Sardegna, la nostra emittente, quindi ricordaci un po' quegli anni. Son stati anni pazzeschi, in realtà mesi, perché è stato il 2004, era novembre del 2004, io avevo 22 anni e mi è cambiata la vita nel giro di 3 settimane. Cioè prima passavo e non notava nessuno e poi improvvisamente la gente si dava le gomitatine e diceva: "Ah, c'è il gaggio di Videolina". E dicevo: "Ah, okay", insomma. Avevi partecipato a una Una soddisfazione, insomma. a una trasmissione di talent, come si chiamava? Ah sì, la primissima era 100, si chiamava 100, era per giovani talenti emergenti e poi ovviamente son passato
dai La Pola a Come il calcio su Maccheroni. Ricordo che allora dicevano i registi da noi, dicevano ma quello è diverso, è bravissimo, quello sicuramente farà, perché comunque tu eri molto al di sopra, no, rispetto diciamo alla media dei concorrenti. E poi La Pola, anche con La Pola ti sei divertito, ci hai fatto divertire anche tanto, ti sei divertito però anche tu. E mi sono divertito molto perché sono una banda di pazzi scatenati è stato ovviamente un'opportunità enorme poter entrare nelle case di tutti i sardi, perché lo fai letteralmente già facendo la televisione, ma poi facendo commedia in qualche modo diventi un familiare. Ecco. Me lo fai io, Roberto? Non posso. Senza pigiama non mi esce. Dai, fammi, però anche a Roberto. Ma perché? Bellissimo. Ah, Roberto! Facciamo un applauso. Non ti vergognare. Allora, devo dire che con Paolo Zucca ridiamo, perché ho detto, cioè se mai un giorno dovessi persino arrivare a vincere l'Oscar, sicuramente in fondo alla sala qualcuno mi dice «Ah, Roberto!» Sicuro. Sì, sono quelle cose iconiche, capito? Che rimarranno per sempre nella storia. Te ne devi fare una ragione. Già fatta, Sì, sì. Ultimamente ti stai occupando anche di regia, Jacopo, quindi TV, hai fatto tanta TV, andiamo avanti ancora. TV, invece la regia come la vedi? È nelle tue corde? Non lo so questo, perché ridi? Mi piace molto, mi piace moltissimo. Adesso finora ho fatto solo dei cortometraggi, insomma spero presto di fare un mio film, insomma, un lungometraggio. Ci stai già lavorando? Sì, sì, l'ho già scritto, però insomma è molto lungo, è un processo molto lungo quello della creazione di un film. Si scrive, si devono cercare dei fondi, poi si produce, poi c'è il montaggio, insomma, fra 10 anni lo vediamo. Veramente lungo, no? Pensavo 10 mesi, no? No, è un po' più lungo, il cinema è un po' più, a tempi un po' più dilatati. Poi altri registi, qui al nostro premio abbiamo avuto tanti registi. Con chi ti sei trovato particolarmente bene? Tra l'altro qui in Sardegna ormai c'è proprio un filone aureo da questo punto di vista. Anche quest'anno abbiamo visto al Festival di Venezia Igort, ha presentato un bellissimo film, poi c'era anche credo Bonifacio Angios, insomma c'è tanto, dalla Sardegna sta arrivando tanto fuori. Sì, per fortuna. C'è una, diciamo, nuova generazione di registi sardi che forse stanno anche proponendo un cinema leggermente diverso da quello che è sempre stato fatto in Sardegna. Appunto Paolo Zucca, soprattutto con l'ultimo, con L'uomo che comprò la luna, ha insomma, sdoganato un po' l'ironia, soprattutto l'autoironia, che speriamo sia un percorso percorribile anche per altri registi. Anche lui ha mescolato un po' di generi, perché sì, è una commedia, però c'è anche un po' il western. C'è di tutto, perché lui è un fan ovviamente di Sergio Leone, Kubrick, quindi ha cercato di mettere dentro un po' tutto. L'hai detto prima tra le righe, ma è vero che vuoi vincere l'Oscar? Sì, allora, io il discorso ce l'ho. Il discorso l'ho fatto in bagno, l'ho fatto anche in inglese. Anche l'abito? Ma anche una buona pronuncia, tra l'altro. Sull'abito ci devo lavorare ancora. Il discorso è anche bello, devo dire commovente. Sì. Anche rimandiamo anche questo. 10-11 anni. Sentiamo le motivazioni della giuria per te, Jacopo. Di acqua sotto i ponti ne è passata da quel tormentone «Oh Roberto», con cui dagli schermi di Videolina iniziò a divertire il pubblico. Scuola di recitazione, Actor Center di Roma, apparizioni sempre più frequenti in film sempre più importanti. Non ricordo nulla, Qualcosa di rosso, Al di là del lago, Angeli e diamanti, L'arbitro, presentato al Festival di Venezia, La stoffa dei sogni di Gianfranco Cabiddu, presentato al Festival internazionale di Roma. Intanto sviluppava un'intensa attività di documentarista e di regista, distinguendosi nella tematica della disabilità e del mondo paraolimpico. Se ulteriore consacrazione era necessaria, ci ha pensato l'esilarante ruolo rivestito nel recente L'uomo che comprò la luna, in cui gareggia con Benito Urgu a chi fa ridere di più. Premio Navicella Sardegna 2019, Jacopo Cullin. Cullin Veneto. Premia l'assessora del comune di Olbia, Sabrina Serra. Anche Kullinowski, se volete. Si è fatto ispirare da Cristina. Buonasera, assessore.
Ciao Jacopo. Ciao. Devo dire che sono molto contenta di premiarti io qui questa sera perché noi abbiamo avuto l'occasione di conoscerci durante l'Olbia Film Network, questo nel mese di giugno, appunto un evento bellissimo che facciamo nella nostra città. E prima di conoscerti avevo letto una tua intervista dove ti chiedevano quale personaggio tu senti più tuo, no? E tu avevi risposto: mi sento un po' un mix di tutti questi personaggi e a volte sono anche serio, ho dei momenti di serietà, sono pochi ma li ho, però devo dire che la tua solarità e la tua gioia e il modo di affrontare la vita così con allegria credo che siano veramente i segreti del tuo successo, quindi continua a trasmetterci questa allegria. Grazie. Grazie. Grazie mille. Arriva la navicella, premio Navicella Sardegna 2019 a Jacopo Cullin. Grazie davvero. Ne approfitto perché la prendo sempre in giro mia madre, mi ha mandato anche un messaggio prima di quelli romantici, così. Però ci tengo, insomma, a ringraziarla per avermi insegnato quei valori che appunto sono stati rappresentati anche nel film, che sono lealtà, rispetto, riconoscenza e soprattutto il sacrificio che, insomma, paga a quanto pare. Grazie. Grazie a Jacopo Cullin. Grazie Assessora, grazie. Sì. Ringraziare per il patrocinio la Presidenza del Consiglio della Regione Sardegna, grazie naturalmente al Comune di Olbia, l'abbiamo già fatto ma lo rifacciamo volentieri, che ci ospita, e grazie anche al Consorzio del Comprensorio di Porto Rotondo. Ringrazio per i miei gioielli Antos Pietredure di Cagliari e la stilista Meriem per gli abiti delle nostre bellissime assistenti che sono Elina Crecere e Paola Lorenzoni. Grazie ancora. Francesca ha fatto un passo avanti incredibile, dimostra una maggior sicurezza, un'interpretazione sicuramente più adeguata alle sue possibilità. Finalmente anche lei, insomma, si è riconosciuta qualcosina in più. Guardate che bella apertura, proprio questa prima parte di gambe, bella mobilità, controllo dell'estensione, sempre alla massima altezza. The final fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah. Apertura per l'Italia, anche per loro, spettacolare. Altissima con questo salto raggruppato. La grazia e la bellezza di Francesca Deida, quartese con origini ogliastrine, campionessa di nuoto sincronizzato e anche medaglia d'argento ai mondiali di Corea. Buonasera Francesca, ben ritrovata. Grazie, buonasera a tutti. I suoi primi passi li muove alla Promogest di Quartu, una società prestigiosa per la quale ancora gareggia. Sì, ho iniziato a 7 anni per puro caso, perché ho visto delle ragazze in piscina che facevano sincro, allora ho chiesto mamma vorrei provare anch'io e poi ci sono rimasta fino adesso. Lei adesso fa parte anche del gruppo sportivo Fiamme Oro di Roma, quindi si divide, diciamo, tra queste due società. Il suo programma giornaliero di allenamenti com'è? Immagino faticoso. Abbastanza tosto, faccio 8-9 ore al giorno di allenamento, 5 al mattino, 3 e mezza al pomeriggio, poi dipende dai periodi dell'anno, se abbiamo competizioni magari ci alleniamo di più, oppure le domeniche, dipende un po'. Naturalmente richiede un allenatore, un bravo allenatore, no? Questo è uno dei segreti del successo di un atleta. E lei è molto legata alla sua allenatrice da sempre, che è Anna Abate, che credo sia presente stasera. È qua con me. Anna per me è anche un po' una seconda mamma. Lei da subito ha visto che avevo qualche capacità, un po' più delle altre, e mi ha sempre spinto a lavorare e ad arrivare dove sono arrivata. Quindi io non posso che ringraziarla. Quali qualità? Facciamo un applauso giustamente anche all'allenatrice. Quali qualità servono per fare il suo lavoro? Ma
po' le doti fisiche, cioè naturali, quelle aiutano, però secondo me quello che serve è la passione, la determinazione, la voglia di lavorare, non avere paura di far fatica, perché se no non si va da nessuna parte. Abbiamo visto nel video anche una straordinaria acquaticità, lei sembra quasi un delfino, a metà tra un delfino e un cigno. Sì, mi dicono un po' che sembro una farfalla che vola sull'acqua, perché mi dicono che sembro leggera. Poi io in realtà faccio fatica, ve lo assicuro. Sì, lo immaginiamo che costi fatica. Qual è il suo rapporto anche con le altre 7 compagne della squadra? Voi siete in 8, giusto? Sì, in acqua gareggiamo in 8. Ma il rapporto fuori dall'acqua, quello che penso è che non dobbiamo essere tutte amiche, perché è difficile come in altri posti di lavoro, non possiamo essere tutti amici. Però poi quando entriamo in acqua diventiamo un unico cuore, un'unica testa e solo così si può andare a raggiungere un risultato importante. Quindi immagino che prima di entrare in acqua non dovete aver avuto magari discussioni prima. Com'è? Fate anche un lavoro psicologico particolare, immagino. Cerchiamo sempre di cancellare tutte le cattiverie, tutti i pensieri negativi, perché sennò davvero in acqua poi dobbiamo essere sincronizzate al massimo. Quindi magari se io sto pensando a quella mi ha fatto un torto, non gareggia nemmeno bene, quindi meglio lasciare tutto fuori dall'acqua. Poi magari si vede anche all'esterno. Qualche settimana fa in Corea, i mondiali di Corea, medaglia d'argento. Sì, siamo riuscite a superare un bel po' di nazioni, non ce l'aspettavamo, è stata una soddisfazione enorme, era una nuova disciplina che hanno inserito quest'anno ai campionati del mondo e noi in un mese siamo riusciti a preparare l'esercizio e a portarlo a medaglia, a podio. È la mia prima medaglia mondiale, quindi è una soddisfazione enorme anche quella. Ecco, ci spieghi un po' come funziona? Come funzionano lì gli esercizi? Ecco, ci parlava di un esercizio nuovo, cioè ci spieghi? L'esercizio con cui abbiamo vinto la medaglia adesso è un esercizio che si fa in 10, non in 8. Dura solo 2 minuti e deve contenere una serie di elementi obbligati più tante figure acrobatiche, quindi i salti tipo quello che abbiamo visto all'inizio, tante figure in cui una persona sola viene sollevata. Una nuova disciplina che hanno voluto inserire per ampliare un po' il taglio, diciamo. Francesca, lei trascorre più o meno 3 settimane fuori per allenarsi e 1 settimana a Quarto in Sardegna. Sì, se non 4 fuori e 3 giorni a casa, quindi ormai sì, sono più fuori che in Sardegna. Il suo legame comunque con l'isola è sempre molto forte. Sicuramente, sì, sono legatissima alla Sardegna e alla mia famiglia, ai miei amici, torno volentieri. E poi l'aspetta un anno impegnativo, il prossimo anno. Sì, nel 2020 ci aspetta la qualifica olimpica per le prossime Olimpiadi. Ad aprile abbiamo la qualifica e speriamo di farmi una seconda Olimpiade a Tokyo. Quindi lavoro. In bocca al lupo. Crepi, grazie. Marco, siamo pronti per le motivazioni. Quartese con sangue ogliastrino, si è lasciata incantare fin da piccola dal nuoto sincronizzato, specialità tutt'altro che facile, dovendo muoversi all'unisono con una squadra di 8 persone. Non a caso dedica l'allenamento in palestra e in piscina fino a 9 ore al giorno. E non è un caso se la tenacia e la bravura l'hanno presto portata a far parte della nazionale azzurra. Nel 2016 si è classificata al 5° posto alle Olimpiadi di Rio de Janeiro. Il suo palmarès è un crescendo di soddisfazioni con medaglie conquistate agli europei di Eindhoven, Berlino, Londra, Glasgow e di recente la prestigiosa medaglia d'argento nella nuova specialità dell'highlight ai mondiali di Corea, dietro soltanto all'Ucraina, ma davanti alla Spagna e a tutte le più agguerrite rappresentative internazionali. La regina sarda del nuoto sincronizzato sogna ora di coronare la sua vita di sincronetta con un oro alle prossime Olimpiadi. In bocca alla balena. Premio Navicella Sardegna 2019, Francesca De Idda. È vero, è più appropriato. Chiamiamo il comandante generale della brigata Sassari, Andrea Di Stasio. Buonasera generale, benvenuto. Questo è il suo microfono, la saluto anch'io.
Buonasera. Allora, io innanzitutto vi saluto a nome di tutti i soldati della Sassari. La Sassari ha l'85% di personale autoctono, quindi quasi tutti sardi, e ormai sono sardizzato anch'io e ciò mi rende veramente felice. Sono felice di essere qui, sono venuto all'ultimo momento, ero con la banda della Sassari in un'altra attività, ma non potevo mancare per 2 motivi. Uno perché la Sassari è stata premiata della navicella della Sardegna 2 anni fa e il premio è conservato nell'ufficio del comandante della Sassari. E l'altro motivo perché volevo rendere onore alla Sardegna, a questo premio che appunto mette in evidenza le bellezze della Sardegna, mette in evidenza la sardità. Io ho 4.000 uomini sardi, uomini e donne, e rendo un omaggio anche alle donne. Noi per scherzo sapete che ci chiamano i Diavoli Rossi, e ci fu dato dagli austro-ungarici, quindi non è autoreferenziale. E l'altro motivo per cui sono contento è che, essendo romano, quello che dico è oggettivo universale, quindi non c'è nessun... E allora ci chiamano i Diavoli Rossi, abbiamo delle donne soldato eccezionali, e io per scherzo dico: voi ne sapete una in più dei Diavoli Rossi, perché sono veramente, veramente brave. E ho notato, come lo noto nei miei soldati sardi, un cromosoma fantastico. Lei parlava di determinazione, parlava di decisione. I soldati scherzano e giocano come prima l'attore, giochiamo a Samurra come avete visto nelle nostre operazioni, quindi è veramente bello respirare la vostra sardità. Complimenti per il tuo coraggio, per la tua determinazione, per il tuo sacrificio. Noi soldati viviamo così tutti i giorni e i sardi veramente meritano un grande onore e complimenti. Grazie. Grazie comandante. Facciamo arrivare la nostra navicella. Andiamo al comandante. Premio Navicella 2019 Francesca De Idda. Grazie. Grazie mille a tutti. Grazie Francesca, ancora complimenti. Grazie generale. Grazie.
Moses, quando il respiro diventa musica. Buonasera. Buonasera. Faticoso. No, bello. Bellissimo, per noi è bellissimo. Nato a Iglesias con la musica nel DNA. Sì. Chiedo magari se si può portare anche un bicchiere d'acqua. No, Però dai, no? mi riprendo, Va bene. tranquilla. Giusto i primi secondi sono un po' il trauma. Adesso riprendo. Ha studiato pianoforte da piccolo, musica classica? Sì, un po', ma facevo finta, giusto il tempo per non farmi picchiare, poi no, scherzo. Era una cosa che amavo la musica, non amavo tantissimo fare musica di altre persone perché lo reputavo quasi un'offesa a loro, proprio non sapendola fare già dall'inizio. Odiavo il dover imparare qualcosa che non fosse nella mia semplicità e quindi ecco, diciamo che li ho fatti quegli studi proprio per capire cosa fosse in realtà la mia strada e quale fosse in realtà. E poi come l'ha capito? Si è avvicinato al rap, al beatbox? Sì, è stata un po' la percussione vocale, un po' comunque anche vivere, ho fatto teatro nella mia vita tantissimo, ho girato il mondo prima col teatro che con la musica e mi sono reso conto della diversità in termini di valore e quindi ho cercato di sicuramente mettere il mio di quello che sono nel campo senza troppi filtri, troppi pensieri al riguardo e ho cercato semplicemente di mettere nella mia musica quello che mi piace sentire da me, il migliore esemplare di me stesso, nient'altro, tutto qua. Spieghiamo anche che cos'è il beatbox, Sì. che per molti è diciamo, il quinto elemento della cultura hip hop. Sì, esatto, è un po' la... Cosa consiste? Ma sostanzialmente viene da un forte volere di seguire il ritmo proprio con le labbra, quindi attribuendo al corpo proprio la funzione di drum kit, di batteria, quella che in realtà sentiamo percuotere, in realtà con le labbra riusciamo a ottenere un suono che ricorda molto quello e che in realtà è quello che serve poi nei piccoli sobborghi urbani per fare freestyle, no? Come se faceva negli anni 30 in Mutetusu, poi è passato al trallallera e tutto. Io penso di fare semplicemente questo, lo faccio con l'armonica e con la percussione vocale proprio per riesumare semplicemente la mia personalità come ritmo. E lei suona un sacco di strumenti, anche strani, come il didgeridoo, Sì, che è questo sì, strumento a sì. fiato degli aborigeni L'hai australiani. detto benissimo, Sì. hai studiato. Ho studiato. Bellissimo, sì, mi piace... Suono onomatopeico, no? Sì, esatto, e poi in realtà il suono che fa funziona per risonanza, si fa una piccola pernacchia dentro, controllata, che mette in risonanza per vibrazione questo pezzo di eucalipto. Mi piacciono gli strumenti perché penso che suonare un po' di tutto sia un po' la mia vera passione nella vita. Non mi definisco né un armonicista né un beatboxer, mi definisco un artista, meglio dire un artista di strada, proprio perché odio il contatto diciamo tra palco e sedia. Io amo la non divisione, il tutt'uno. Da quando ho fatto teatro mi sono reso conto che quella era l'unica cosa che mi mancava facendo teatro, era proprio il fatto di dover stare per forza in un pulpito. Odiavo invece proprio non poter toccare le persone, che loro si potessero avvicinare e anche andare via. E poi c'è il suo progetto Human Revolution. Sì. Human Revolution è diciamo un po' la mia filosofia di vita. Scusate, vi guardo un po' perché insomma, non stavo guardando tanto. Human Revolution è un po' la mia voglia di trasformare le cose che succedono nella vita, sempre con qualcosa di buono. E io infatti dedico sempre, quando faccio i concerti, ad esempio per il mio migliore amico che 6 anni fa mi ha lasciato con un sorriso oggi, perché credo che dalle cose bisogna prendere il miglior motore che queste cose possono rappresentare e quindi trasformare quella medicina, quel dolore in medicina, in piacere. Quella per me è la Human Revolution. A Iglesias torna ancora, sì. Io in realtà sono solo nato a Iglesias, ho vissuto nella metropoli di Quartu. E torna? Sì, torno spesso, sì. Sono nella metropoli. No, niente, mangiamo cani. Sentiamo le motivazioni della giuria. Nato a Iglesias, fin da piccolo ha intrapreso lo studio della musica, ma
22 anni ha scelto l'armonica come strumento più adatto a esprimere la sua sensibilità artistica. Durante un lungo soggiorno londinese ha prodotto i primi CD di grande successo e i titoli Cannonau Spirits la dicono lunga sul suo ininterrotto amore per la Sardegna. La vittoria dell'Italia Got Talent lo ha definitivamente consacrato come artista di fama, chiamandolo a esibirsi nelle strade e nei teatri di mezzo mondo, oltre che in alcuni film di successo. Il suo grande progetto artistico Human Revolution intende divulgare attraverso la musica un messaggio di felicità e di speranza. La sua storia conferma che si possono realizzare i propri sogni se si crede fortemente in se stessi. Premio Navicella Sardegna 2019, Moses. Grazie. Chiamiamo per la premiazione Maria Antonietta Porcu, capo area del Nord Sardegna del Banco di Sardegna. Buonasera, benvenuta. Abbiamo il suo microfono. Grazie. Buonasera Moses, buonasera a tutti. Sì, Banco di Sardegna, quindi Banca Sarda, sia per la numerosità degli sportelli, ma perché riteniamo di essere comunque vicini con i prodotti e servizi che offriamo, e poi anche per come dire, accompagnare manifestazioni come questa, bellissima. Ci ritroviamo anche quest'anno molto volentieri, con i complimenti agli organizzatori, all'onorevole Cucureddu e a tutto il team ovviamente. E complimenti a Moses, bellissimo questa sua interpretazione, queste sono tutte armoniche. Quasi tutte. Caspita, è una cartucciera. Quando ero piccola io ricordo che l'armonica era lo strumento musicale più diffuso nelle case sarde, perché si utilizzava perché nelle comunità poi si usciva e si ballava il ballo sardo. Sì, esatto. Quindi, come dire... Però oggi forse si vede di meno. Sì, Come? Oggi forse si vede di meno, Oggi vero? si vede di meno, ma io la ricordo quando era piccola, veramente era diffusissima, c'era in quasi tutte le case, quindi una bella evoluzione, Sì, io bravo, ho avuto la complimenti. fortuna che mia nonna me l'ha appunto regalata quando ero bambino, e quindi insomma l'ho tenuta come parte della mia storia integrante, non solo quella della Sardegna ma anche della mia famiglia, quindi assolutamente, È uno grazie. strumento, quindi espressione vera della nostra terra. Bene. Facciamo un passo avanti, le donne ritornano molto stasera, anche come mentori, le nonne, no? Vero, È un'edizione tutta al femminile, questa 18ª. Premio Navicella Sardegna 2019 a Moses. Grazie mille, voglio ringraziare tutti voi, voglio dedicare questo alla mia famiglia, mia moglie e tutti i miei amici che mi supportano da quando sono ragazzino, insomma grazie mille a tutti per questo. Grazie a lei, complimenti, grazie, grazie. Abbiamo consegnato l'ultima navicella in argento questa sera ed è arrivato un momento importante, un premio speciale, perché la giuria del premio Navicella ha istituito un premio, un riconoscimento per le personalità di spicco che lavorano nel mondo della comunicazione, un vero e proprio premio nel premio, che è stato intitolato alla nostra carissima amica Olimpia Matacena, che ha presieduto il premio Navicella per molti anni, fino a quando appunto non ci ha lasciato prematuramente. Una donna che si è dedicata con grande impegno, grande passione proprio a questa manifestazione. Vi chiedo per Olimpia Matacena un applauso, intanto. E quest'anno questo premio speciale va a Mario Secchi, fresco di nomina direttore dell'Agenzia Giornalistica Italia. Da Cabras, USA. Ti piace sempre presentarti così? No.
la rivista di geopolitica dell'ENI. Tante cose, troppo Sì, lungo. sì. Mario, puoi prestare il microfono? Sì, per me è veramente un onore ed un piacere premiare per due ragioni. Premiare Mario Secchi, insomma, che è un volto familiare per tutti noi, per tutti gli italiani, perché oltre alle direzioni e vice direzioni che sono state elencate, anche il giornale l'aveva detto. Sì, sì. No, ma tranquillo, Lo abbiamo promosso. Lo scrive, le motivazioni, tutte le motivazioni della giuria le scrive così bene Aldo Brigaglia, che Dov'è Aldo? L'ho visto prima. è qui presente. Ed è per me anche un onore, davvero per la prima volta, credo, in questi anni, da quando è venuta a mancare Olimpia Matacena, che era un po' un nostro collega della giuria, ma un po' l'anima, ci siamo sempre riuniti a casa sua, poter consegnare questo premio. E quindi mi fa veramente piacere poter consegnare il premio Matacena e poterlo consegnare a Mario Secchi. Tra l'altro un premio, anche questo, fatto dall'orafo Bruno Busonera, bravissimo orafo, e fatto a mano. Quindi è veramente un grande piacere, se me la portate glielo consegno. Grazie, io volevo dire una cosa. Dunque io sono arrivato a 51 anni, naturalmente mica finisce qua, va da sé, a Dio piacendo naturalmente, e ho capito che ogni volta che uno crede di essere arrivato, in realtà sta cominciando un altro progetto. Il vero progetto non è quello che fai fuori, è quello che fai dentro di te. E io tutto questo non l'avrei mai potuto fare senza l'aiuto di mamma e babbo, che sono stati eccezionali e lo sono ancora. Sono due cabraresi, anzi due cabrarissi molto forti, molto forti. Grazie Cesare, grazie Peppica. Salutiamo anche noi. È bellissimo. Bellissimo il premio. Complimenti, molto bello. Grazie. Grazie a Mario Secchi. Franco, dovevi aggiungere qualcosa? Sì, a me mi spetta questo compito di ringraziare. I ringraziamenti mi associo, li ha già fatti Egi prima, però devo doverosamente ringraziare i tantissimi che collaborano tutto l'anno per questo premio. È il principale riconoscimento che viene attribuito in Sardegna, e la giuria è composta da persone con le quali ci vediamo diverse volte, ma ci scambiamo continuamente informazioni e notizie, perché tutti gli anni siamo arrivati alla 18ª edizione, ci poniamo il problema di dire i grandi talenti sono finiti, probabilmente altri salti dopo 7-8 premi che diamo ogni anno, e invece tutti gli anni scopriamo veramente dei grandissimi personaggi. Qualcuno lo inseguiamo per anni, Moses siamo riusciti dal terzo tentativo a dargli il premio, perché era in questo periodo sempre impegnato in festival un po' in tutto il mondo. Quindi chi lavora, chi fa questo lavoro durante tutto l'anno, in ordine non necessariamente alfabetico, sono Beppi Anziani, Aldo Brigaglia, Mondino Iba, Serafina Magia, presidente della FASI, lo fa in rappresentanza della FASI. Oggi ci sono qui altri componenti. La FASI è la Federazione delle Associazioni degli Emigrati Sardi in Italia. Lorenzo Muggiano, che è veramente infaticabile ed insomma, ha preso il posto di Olimpia, lavora sodo veramente tanti mesi per questo premio. E poi Anna Piras, del caporedattore della RAI, del RAI Sardegna, Alessandro Collini e Giovanna Palimodde. Spero di non aver dimenticato nessuno. Però se riusciamo a fare questo premio lo dobbiamo anche alla collaborazione di tantissime persone, tantissimi enti, tra questi il Comune di Olbia, che da diversi anni ci ospita e collabora attivamente. Qui Sabrina Serra, il Presidente del Consiglio Comunale, il Sindaco Settimio Venizzi, che oggi non è qui, ma sappiamo quanto ci tiene ad avere questo premio qui a Olbia. Il consorzio del comprensorio di Porto Rotondo, qui c'è il direttore Paolo Manca, che sono veramente una grandissima collaborazione, e Alessandro Pizzanti, che insomma ci ha portato qui a Porto Rotondo e ci risolve moltissimi problemi ed è veramente una figura indispensabile. Però se la manifestazione è riuscita, come noi riteniamo che quest'anno, in maniera efficace, elegante, lo dobbiamo a tutti i premiati, che poi chiameremo qui sul palco per fare una foto tutti assieme, ma anche a figure che sono veramente ormai pilastri di questa manifestazione.
le assistenti di scena, Paola Lorenzoni e Lina Crecere, l'orchestra. Che uno crede di essere arrivato. In questo periodo sempre impegnato in festival un po' in tutto il mondo. Quindi chi lavora, chi fa questo lavoro durante tutto l'anno, in ordine non necessariamente alfabetico, sono Beppi Anziani, Aldo Brigaglia, Mondino Ibba, Serafina Magia, presidente della Fasi, lo fa in rappresentanza della Fasi. Oggi ci sono qui altri componenti, la Fasi è la federazione delle associazioni degli emigrati sardi in Italia. Lorenzo Muggiano, che è veramente infaticabile ed è, insomma, ha preso il posto di Olimpia, lavora sodo veramente tanti mesi per questo premio, e poi Anna Piras, del caporedattore della RAI, del Rai Sardegna, Alessandro Collini e Giovanna Palimode. Spero di non aver dimenticato nessuno. Però se riusciamo a fare questo premio lo dobbiamo anche alla collaborazione di tantissime persone, tantissimi enti, tra questi il Comune di Olbia, che da diversi anni ci ospita e collabora attivamente. Qui Sabrina Serra, il Presidente del Consiglio Comunale, il Sindaco Settimio Nizzi, che oggi non è qui, ma sappiamo quanto ci tiene ad avere questo premio qui a Olbia, il consorzio del comprensore del Porto Rotondo, qui c'è il direttore Paolo Manca, che sono veramente una grandissima collaborazione, e Alessandro Pizzanti, che insomma ci ha portato qui a Porto Rotondo e ci risolve moltissimi problemi ed è veramente una figura indispensabile. Però se la manifestazione è riuscita, come noi riteniamo che quest'anno, in maniera efficace, elegante, lo dobbiamo a tutti i premiati, che poi chiameremo qui sul palco per fare una foto tutti assieme, ma anche a figure che sono veramente ormai pilastri di questa manifestazione. Le assistenti di scena, Paola Lorenzoni e Lina Crecere, l'orchestra da camera della Sardegna diretta dal grandissimo Simone Pitau, anche lui premio Navicella qualche anno fa. A tutti i nostri tecnici, e voglio citare solo Antonio Cauterucci, che ci segue qui dall'alto, e Simone Serra, il regista, e poi naturalmente tutti i service video, audio, luci e così via. Il nostro bravissimo attore Marco Spiga. Grazie. Poi non so più che aggettivi utilizzare, ma diciamo che la regina del premio è Egidia Angela Secchi. Troppo gentile. Quindi inviterei tutti, io naturalmente mi sposto, i premiati per una foto finale. E gli ultimi applausi ve li voglio strappare per Simone Pitau al violino, Alessandro Puggioni al violino, alla viola Gioele Lumbau, al violoncello Francesco Abis, al contrabbasso Francesco Sergi e alla chitarra Massimo Ferra. Io vi lascio adesso con l'Orchestra da Camera della Sardegna e credo con Mozart. Simone, grazie per essere stati con noi, grazie a tutti e una buona serata.